Ad Agrigento, al villaggio Mosè, nei pressi della chiesa di Santa Rosa, 2 persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco. Uno dei 2, soccorso in ospedale al San Giovanni di Dio in gravissime condizioni, è morto. Si tratta di Roberto Di Falco, 38 anni, di Palma di Montechiaro. 3 persone giunte a bordo di un'automobile sono piombate all'interno di un'autoconcessionaria, l'auto per passione gestita dall'agrigentino Lillo Zambuto. Uno dei 3, Di Falco, ha sparato, ma la pistola si è inceppata. Zambuto e i 2 figli hanno reagito e hanno tentato di disarmare il sicario. Nel corso della colluttazione sono esplosi dei colpi, verosimilmente in modo accidentale, che hanno ferito lievemente Zambuto e più gravemente il palmese, poi deceduto. Gli altri 2 sono fuggiti, indagano polizia e carabinieri. Ho fatto il monello e la zia mi ha picchiato con il cavo nero della bicicletta. Poche parole ma dirette, quelle del bambino di 5 anni che raggellano le maestre di un asilo di Catania. A infierire sul piccolo la zia nigeriana, forse anche davanti alla mamma. Ha raccontato che lo avevano frustato, cioè ha parlato della zia, il bambino. E io ho chiesto, ma perché è successo? Tu hai fatto il monello, è successa una cosa grave? Dice, no, io salivo e scendevo le scale. Croste asciutte e cute ancora aperta per le ferite sulle braccia, sul torace, sull'addome e sul tronco. Questa è la terribile scoperta quando un insegnante cerca di abbracciare il bambino. Lui fa, però non mi abbracciare perché mi faccio male. Allora l'ho fatto mettere in un angolo della stanza lontano dai bambini. Ho detto, fammi vedere. Ha alzato la maglietta. Ho alzato la maglietta e mi sono girata e ho pianto perché ho visto l'orrore sul corpo di un bambino. L'orrore sul corpo di un bambino. Spensierato, socievole, così il piccolo a scuola sempre pronto ad imparare cose nuove con entusiasmo. Troppo dolore però, non solo fisico, tanto da non poter più sopportare, nonostante la spensieratezza della sua età. Il bambino era arrivato già al culmine, credo, e non riusciva più a sopportare queste sevizie, quindi in noi ha visto proprio delle figure, dei punti di riferimento e delle persone delle quali poteva fidarsi, ecco. Dopo la segnalazione della dirigente scolastica alle autorità giudiziarie sono scattate le manette per la madre e la zia. Il bambino è stato accolto in una struttura protetta e ha chiesto di poter ritornare a giocare con i suoi compagnetti dell'asilo. Maestro e apostolo, lo chiamavano così sui social Massimo Carandente, l'uomo che sempre più emerge come figura chiave nella strage familiare di Altavilla Milicia, costata la vita ad Antonella Salamoni e ai 2 figli, Kevin ed Emanuel. Potrebbe essere lui lo snodo centrale di una trama complessa di rapporti con altri gruppi o sette che potrebbero essere stati a conoscenza di quanto stesse accadendo nella villetta dei Barreca. Al setaccio intanto i cellulari dei Fratelli di Dio, così li chiamava Kevin Barreca prima di morire. Si tratta della coppia di presunti complici della strage. Dalla copia forense del contenuto dei telefonini di Massimo Carandente e Sabrina Fina si potranno aggiungere nuovi e importanti particolari perché dai loro contatti emergerebbe già l'esistenza non di una setta ma di un gruppo di preghiera. Un ulteriore approfondimento da quanto si evince dai social di Carandente, dunque. La sua bacheca di Facebook è intrisa solo di post a sfondo religioso e di invito alla preghiera come arma di redenzione a partire dal luglio del 2013. Comprendere cosa e chi si agita in tutti i commenti ai suoi posti, prevalentemente un coro di amen e di mani in preghiera, è al centro dell'attività degli investigatori. Ma al contenuto social si sommano dichiarazioni e testimonianze che fanno capire come Carandente fosse figura predominante e che nel virtuale pescasse i suoi proseliti, partendo forse da debolezze o malattie per incentivare intanto alla preghiera. E così accadeva anche durante i giorni dell'orrore ad Altavilla. Al di là del virtuale, Carandente e la compagna Sabrina Fina, la coppia indagata che adesso mostra di voler parlare, avevano frequentazioni reali. Una pista conduce gli investigatori a una comunità di Brancaccio che i 2 frequentavano e un'altra di Termini Imerese, un luogo non necessariamente fisico, dove, secondo la figlia maggiore di Barreca, che è indagata per la strage, avrebbero dovuto testimoniare l'avvenuta liberazione dal demonio dopo l'esorcismo.
Non potevano vivere in quelle condizioni, in garage fatiscenti che non si avvicinano nemmeno lontanamente ad una stalla a norma. Eppure questi cavalli, scoperti e salvati dalle forze dell'ordine e dal personale veterinario dell'ASP, vivevano qui a San Cristoforo e probabilmente erano gli inconsapevoli protagonisti delle corse clandestine catanesi. Prova ne sono questi carretti scoperti nel blitz di polizia e carabinieri che nei quartieri di San Cristoforo e Villaggio d'Usmet hanno scoperto 5 stalle completamente abusive. Le strade vicine alle stalle nel quartiere di San Cristoforo erano state chiuse con cumuli di spazzatura per impedire l'accesso a eventuali controlli. 5 i cavalli sequestrati, tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie e senza microchip. Trovati anche diversi farmaci dopanti che verosimilmente venivano utilizzati per migliorare le prestazioni degli animali durante le corse. 3 le persone denunciate. Nel quartiere del Villaggio d'Usmet, invece, mentre i militari caricavano sul mezzo trasporto cavalli 2 equini, sono stati aggrediti e insultati da una donna che, per opporsi fisicamente al sequestro, ha messo in mezzo anche un ragazzo con la sedia a rotelle. Non soddisfatta, la donna ha poi iniziato ad insultare e colpire a calci le auto degli agenti, che durante i controlli avevano scoperto anche 3 allacci abusivi alla rete elettrica da parte degli utilizzatori di 2 stalle. Ma non basta, perché all'interno di una si nascondevano 29 bombe carta artigianali. Per questo è stato arrestato un uomo di 42 anni. Saranno 3 solarium sul lungomare, ma la notizia più attesa dai catanesi è che riaprirà la piattaforma del nautico ad Ognina, che gli amanti della Tintarella non vedono dall'estate 2019. In queste immagini d'archivio l'inaugurazione del 9 giugno 2019. 5 anni senza la piattaforma del nautico, 5 anni contrassegnati dall'emergenza Covid, dalla difficoltà di reperire le materie prime per il costo del ferro schizzato ai massimi livelli e dai problemi organizzativi legati anche al commissariamento del comune di Catania. Lo scorso anno l'insediamento del sindaco trentino arrivò il 6 giugno, praticamente a ridosso della stagione balneare, lasciando pochi margini per pianificarla. Nonostante tutto, si riuscirono a garantire il solarium di Piazza Europa, la passerella di San Giovanni di Cuti e le spiagge libere della Playa. Quest'anno, con la macchina amministrativa già oleata, ecco un gradito ritorno, tanto caro ai catanesi. Avrà una superficie di circa 2200 metri quadrati e restituirà alla città quindi una importante spiaggia a cielo aperto sia per i turisti che per i catanesi. Oltre a questo, una cosa molto importante da dire è che non verranno usate somme dei cittadini catanesi, quindi non somme al bilancio ma somme dallo stesso giorno. I funzionari dell'assessorato al mare, retto da Andrea Guzzardi, provvederanno ad esperire le procedure di gara sul mercato elettronico. L'obiettivo è rendere fruibili i solarium a partire dai primi giorni di giugno per garantire, come ha detto il sindaco trentino, una stagione balneare aperta ed inclusiva. Da un lato i caratteristici fichi d'India, dall'altro la caratteristica spazzatura che invade le strade di Catania e mortifica chi ogni giorno si batte per la legalità e per il vivere civile. La nostra linea di WhatsApp è calda, è il 342 7455 005, messo a disposizione per le segnalazioni di voi telespettatori e un susseguirsi di denunce e richieste di intervento. Strade simili a discariche a cielo aperto, da queste parti l'immondizia non si raccoglie, si brucia. Via San Giuseppe l'Arena è un tratto della SP53, in quest'ultimo caso di pertinenza della città metropolitana di Catania, sono una cartolina poco edificante e per fortuna da queste parti i turisti non ci arrivano se non per errore o per un cattivo funzionamento del navigatore. Complice l'inciviltà più volte denunciata anche dal sindaco trentino, la strada che vedete è una discarica a cielo aperto con un corollario di rifiuti da horror. In bella mostra scarti edili, pneumatici, materassi, vetro, mobili, sanitari in disuso e l'immancabile Eternit con le sue temute e cancerogene fibre d'amianto. In alcuni casi è impossibile entrare persino nei terreni privati, visto che montagne di rifiuti sono dappertutto. Da queste parti non c'è illuminazione e non c'è videosorveglianza. Il buio è fedele alleato di zozzoni e svuotacantine che arrivano, scaricano e se ne vanno.
la sanità, la scuola, la mobilità, il welfare. Sono questi gli ambiti del vivere civile che destano timori legati alla legge sull'autonomia differenziata attualmente in esame alla Camera. Su questi si è incentrato oggi il confronto e la discussione del movimento del no all'autonomia differenziata a Catania, in un luogo simbolo per la città, l'aula consiliare del comune, vera casa dei cittadini. La CGIL, deputati nazionali, sindaci del Catanese e associazioni si sono incontrati per un confronto che intanto li ha visti uniti nel no al disegno di legge Calderoli in nome delle differenze che metterebbero ulteriormente KO il Sud. Già stiamo male. Le mancanze che noi abbiamo in confronto al Nord Italia sono già enormi. Basta pensare alla scuola. Gli alunni delle scuole catanesi, della scuola primaria, fanno già un anno di scuola in meno nel ciclo dei 5 anni perché non esiste di fatto il tempo pieno. L'intento è quello di costruire, partendo da Catania, un laboratorio politico attorno alla questione dell'autonomia differenziata, in primo luogo rimanendo uniti e in secondo informando continuamente la cittadinanza. Se da un lato ci sono le paure, dall'altro emergono le proposte che vedono unite la politica e il sindacato in una sorta di necessaria premessa prima di parlare di autonomia. Ci vogliono le risorse perché i servizi che vengono erogati dalle regioni siano dei servizi di pari livello su tutto il territorio nazionale. Chiediamo il rimpinguamento del fondo perequativo, riportarlo quantomeno a 4 miliardi e 4 e soprattutto in parallelo a questo rimpinguamento la definizione dei livelli essenziali dei LEA e dei LEP per garantire un servizio minimo ai cittadini e alle cittadine siciliane. Intanto il gruppo catanese ha annunciato l'appuntamento nazionale per dire no all'autonomia differenziata il 16 marzo a Napoli. Il paesaggio agricolo siciliano che cambia, sempre più colossi e multinazionali investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico. Così nell'isola tantissimi proprietari terrieri vendono i loro ettari a prezzi ovviamente vantaggiosi. La Sicilia sarà un grosso specchio che potenzialmente produrrà tanta energia verde o tanta energia pulita, per come ce lo stiamo dicendo, però abbiamo un'attività di desertificazione dei nostri territori. Un bell'affare, si va dai 1.500 ai 3.000 euro l'ettaro di affitto all'anno, mentre chi propone di comprare può anche offrire oltre 30.000 euro all'ettaro. I campi dell'entroterra e del Trapanese, da secoli a vocazione agricola, diventano quindi enormi campi di pannelli fotovoltaici. Fanno delle offerte incredibili rispetto ai prezzi di mercato dei propri terreni e tutte le aziende agricole stanno cercando di vendere i propri terreni per cercare di realizzare un minimo. Voi dovete pensare che un ettaro di terreno di vigneto nella nostra provincia si vende intorno da 20 a 25.000 euro, queste aziende multinazionali riescono a pagare da 40 a 50.000 euro. Troppi costi, ricavi bassi, così i proprietari terrieri vendono per un profitto sicuro. Il primo sono io, già abbiamo estirpato circa 3 ettari perché i costi di produzione sono altissimi. Per un ettaro di terreno oggi si spendono 1.800 euro senza considerare la nostra manodopera, quindi la potatina, la pota verde, e se ne ricavano 1.740, quindi in questo momento si ci va sotto. Prima il nostro governo li ha fatti indebitare, dopodiché li hanno abbandonati, non sono più riusciti a creare reddito, sono stati costretti a svendere i loro terreni. Una Sicilia più green, ma con meno vino e agrumi. Di conseguenza terreni che erano idonei per la coltivazione, di conseguenza per dare cibo per l'umanità, oggi daranno energia, ma saremo un popolo affamato. Una svolta, un fatto senza precedenti. Per la prima volta gli operai di un cantiere edile si sono costituiti parte civile in un processo per estorsione di mafia a Palermo, nel corso del quale sono stati condannati 24 boss del clan della Zisa. La sentenza nasce dall'operazione Vento condotta dai carabinieri nel luglio 2022 che scaturì dall'omicidio del boss Giuseppe Incontrera. Gli inquirenti hanno ricostruito 2 episodi di estorsione ma anche intimidazioni agli stessi operai che hanno denunciato, e non è cosa da poco, mettendoci la faccia, sfidando il potere mafioso. È stato però un lungo percorso con l'aiuto di Addio Pizzo, di ascolto e sostegno portato avanti in sinergia con inquirenti e investigatori per far maturare la scelta di opporsi e non piegarsi alle richieste estorsive. L'imprenditore e gli operai hanno infatti raccontato, ricostruendo i fatti con dovizia di particolare, l'asfissiante strategia estorsiva subita e sfociata anche nelle ripetute minacce di interrompere i lavori di ristrutturazione di un immobile situato nel mandamento mafioso di Porta Nuova.
per Addio Pizzo. È una storia che, seppure abbia un lieto fine, racconta in controluce la persistenza del fenomeno estorsivo nel settore dell'edilizia, dove c'è bisogno che le organizzazioni datoriali del comparto ed i sindacati di riferimento si facciano concretamente sentire nei confronti dei loro iscritti. Che poi conosciamo tutti quanti, se inquadro x più cosa inquadro x più uguale 1. Facilissima, molto molto semplice. Quando il prof diventa un fenomeno social. Vincenzo Schettini, o la fisica che ci piace, è il professore più amato da studenti e da genitori in cerca di aiuto. Con sorriso e ciuffo in aria spiega da anni la scienza che ci circonda, rendendo anche l'equazione di Schrödinger, quella del gatto vivo ma anche morto, alla portata di tutti. Se riusciamo a spiegarcelo attraverso la scienza, secondo me tutti proviamo quel briciolo di soddisfazione che una volta era appannaggio solo delle persone intelligenti. Poi scopriamo che non esiste l'intelligente, esiste soltanto la persona che ha accesso alla conoscenza, a capire una cosa, e quindi tutti. Dalla cattedra al palcoscenico, passando da migliaia di visualizzazioni, adesso Schettini porta in tour le sue lezioni spettacolo che affrontano anche i temi più attuali. ChatGPT è una... sì, ci fa paura, contemporaneamente però ci esalta. In mano ad un adolescente la vedo come la morte cerebrale. Fisica in pillole, ma anche consigli e lezioni di vita, come quella per gli studenti dell'ultimo anno. Attenzione che alla fine dell'anno arriva in un attimo, altro che relatività di Einstein, quindi al contrario, invece di dilatarsi, il tempo si restringerà fino a giugno. Dai quanti alla legge termica c'è però un mistero che neanche il professore sa spiegare. Il segreto è veramente un segreto, un mistero. Il mio ciuffo è antigravitazionale. Ciao. Una partita che può segnare la svolta. Il Palermo domani, se dovesse vincere allo Zini contro la Cremonese, per la prima volta in questo campionato potrebbe ritrovarsi secondo in classifica. Un'occasione ghiotta che arriva dopo 3 vittorie consecutive da parte dei rosanero, candidati ormai alla promozione diretta. Allo Zini circa 3.000 tifosi rosanero, un vero e proprio esodo. Una partita oggettivamente molto molto importante. La Cremonese ad oggi è un punto sopra di noi e dunque siamo in svantaggio rispetto a loro, e di conseguenza sappiamo bene quanto è importante consolidare il percorso che stiamo facendo, andando a giocare in un campo e contro un avversario veramente di grandi qualità, ma con l'ambizione e la consapevolezza che abbiamo caratteristiche che possono dare fastidio alla squadra avversaria, e con un percorso di consapevolezza molto importante dell'ultimo periodo, e questo vogliamo portare in campo, consapevoli che qualsiasi cosa accada, e la speranza è che accada qualcosa di molto bello. Ci sono poi 12 giornate con 36 punti e può succedere veramente di tutto. Squadra che vince non si cambia, Corini sceglie la strada della continuità e a Cremona confermerà in toto la formazione che ha battuto il Como. In attacco Di Mariano in ottima forma e viene confermato a destra, sulla sinistra c'è Di Francesco, mentre Brunori al centro è intoccabile. A centrocampo trio inamovibile, Ranocchia, Segre, Gomez. In difesa davanti a Piacelli, Diachite a destra, Nedelciaro e Ceccaroni al centro, con la conferma di Aurelio sulla sinistra. Un occhio al campionato, uno già rivolto alla semifinale di Coppa Italia. Inutile nasconderlo, per il Catania la partita contro il Rimini vale una stagione, anche se quella di domani a Taranto rappresenta l'occasione per arrivarci alla gara di mercoledì nel migliore dei modi. Quello è l'appuntamento che conta, la strada per un pass playoff con accesso diretto alla fase finale, e l'importanza si nota dal tutto esaurito che si registra già per il Massimino, una carica in più per la squadra di Lucarelli. Prima però c'è da affrontare la sentita trasferta di Taranto, in programma domani pomeriggio alle 16:15, e il tecnico livornese deve sciogliere più di un dubbio sulla formazione. Tra indisponibili e turnover non sono poche le incognite in casa rossazzurra, interrogativi in tutti i reparti e in molti ruoli, a cominciare dal portiere, visto che Furlan sin qui non ha mai giocato e scalpita. In difesa mancherà Rapisarda e Celli è ancora convalescente. A centrocampo torna a disposizione Sturaro, atteso in campo almeno per un segmento di gara per dare fiato ad uno tra Welbeck e Zammarini appena rientrato.
Eppure il nuovo acquisto Ndoi potrebbe avere un'opportunità anche per favorirne l'inserimento in vista della sfida con Rimini. In avanti tutto ruota attorno a Di Carmine, lasciato a riposo alla ripresa degli allenamenti, preservarlo per mercoledì visti i problemi fisici accusati a più riprese o mandarlo in campo. In alternativa l'allenatore rossazzurro pensa a Costantino Accianci, ex di turno, sin qui vistosi pochissimo anche a causa dei problemi fisici, che potrebbe però essere il terminale offensivo del 4-2-3-1 di Lucarelli.